rimanga in piedi. Buongiorno, si avvicini al tavolo, in piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. In piedi. No, stia in piedi. Si sente? Sì, sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi pure, lei sovrintendente capo Emilio Imperiale. Sì, in quiescenza sono. Grazie signor Presidente. Sovrintendente Imperiale, buongiorno. Buongiorno. Faccio riferimento alla relazione di servizio da ella sottoscritta del 28 maggio 2010. Se la ricorda, se l'è portata con sé? Sì, c'è una copia, sì. Benissimo. Vuole che la prendo? Se il È Presidente autorizzato a consultarla in aiuto alla memoria. Abbiamo fatto. Vediamo se lo trovo. Qua. Sì. Allora, le domande vertono sostanzialmente sui fatti che lei ha sintetizzato nella relazione di servizio del 28 maggio. Sì. Vediamo di ricostruirli con precisione di fronte al Tribunale. Sono intervenuti dei contatti con la Questura di Milano? Buongiorno. Non ho capito. No. Sono intervenuti dei contatti? Allora, un momento, Sì. lei ha detto che attualmente è in pensione, è in quiescenza. Sì, sono in quiescenza, sì. All'epoca, cioè Sì. parliamo del 2010, Lei Sì, dove stava? dove stava? di servizio al commissariato di Taormina, in sala operativa. Perfetto. Nella sua funzione di Operatore Operatore- COT, centrale operativa, perfetto. sì. Era quello Che poi stavo era l'unico. per chiedere, cioè quale era la sua funzione. Intervennero dei contatti con la Questura di Milano? Sì, confermo. Ecco, ora più che confermare li spieghi. Sì, ha chiamato la sala operativa dalla questura. Eventualmente, se le serve, Sì, consulti. chiamava alle ore 1:30 alla sala operativa della questura di Milano. Il responsabile era l'ispettore capo Colletti Ignazio. E lo stesso mi riferiva che nel tardo pomeriggio era stata fermata in un centro estetico unitamente ad altre ragazze la minore Elma Rug Karima, nata in Marocco l'1/11 del 92, domiciliata a Milano in via Villoresi 9. La stessa veniva accompagnata in questura in quanto era sprovvista di documenti. Veniva informato a quello che mi diceva il collega Colletti. Per telefono, ovviamente. Sempre Ovviamente, non lo so quello che certo. succede. E che già avevano informato il PM di turno, cosa che si deve fare, il quale ne disponeva l'accompagnamento in un centro di accoglienza di Milano. Dopo qualche ora si presentava, sempre mi diceva il Colletti per telefono, e là sul posto si trovava una certa, era la dottoressa Minetti Nicole, che qui c'è un consigliere ministeriale, la quale riferiva al funzionario di turno e al funzionario, il commissario, riferiva che era stata inviata lì alla questura di Milano su disposizione del Consiglio dei Ministri e prendere la minore Karima. A prendere? Sì, a prendere. Sì. Ma stai leggendo, scusi? Scusi, ispettore. Aspetti un momento la domanda del pubblico ministero. Vediamo se riesce a ricordare qualcosa, perché quello in aiuto alla memoria non è che ce ne può dare lettura, capisci? È un po' diverso. Aspetti un momento la domanda, vediamo Allora, se riesce quello che riesce a ricordare con la sua Colletti memoria. per telefono e le comunica. Mi comunicava che questa consigliere ministeriale che era stato mandato da Roma doveva prendere la minore in sua custodia. Perfetto. Doveva prendere. Senta, Che io gli ho detto ma come mai, che cosa è successo? Perché mi è sembrato un fatto un po' strano. No, dice, no, perché questa è la nipote del presidente egiziano Mubarak. Che poi egiziano? vabbè, aspetti, però non facciamo. No. No.
Guardi, senta, mi fa una cortesia, glielo chiedo con educazione, guardi il tribunale. Riguardi noi, per piacere, perché... Allora, quindi Colletti le spiega questi fatti, che lei versa in questa annotazione di servizio, tra l'altro abbiamo tratteggiato solo l'inizio. La qualifica che viene assegnata da Colletti a questa Nicole Minetti, che lei adesso ha riferito consigliere ministeriale, è sì. quella, cioè Colletti le disse così, lei riporta testualmente. Testualmente, sì. Lei riporta testualmente. E anche che la consigliera ministeriale Minetti si era recata in questura su disposizione del Consiglio dei Ministri, è testuale. Sì, sì, confermo. Furono le parole di Colletti. Colletti, sì. E anche in riferimento alla parentela fra la El Marou Karima e il presidente egiziano Mubarak, l'ex presidente egiziano, fu testuale, anche lì Colletti parlò così, in questi termini. Sì, confermo. Cioè non c'è una reinterpretazione da parte sua nella stesura No, della... no. Io ho scritto quello che mi hanno detto. Rispetto al momento in cui interviene la telefonata, che lei data alle ore 1:30 del 28 maggio, corretto? Sì, corretto. Questa relazione, quando l'ha scritta? Io l'ho scritta dopo, Sì, quello lo immagino. Porta la data del 28 maggio, quindi sì, a tutto il giorno seguente. Il giorno seguente, certo. Ma già siamo il giorno seguente. Sì, esatto. Cioè quando l'ho scritta io. Sì, grosso modo. Ma in questo modo saranno state le 4:30, le 5. Quindi vicino alla telefonata. Subito, e stavo in sala operativa. Benissimo. Il terminale là ce l'ho io. Poi io prendo appunti, per tanto quando io parlo qualcuno a telefono. Prendo tutti gli appunti, mi sono fatto dare il nome, numeri di telefono. Ma la telefonata fra lei e Colletti fu registrata? È prassi registrare? Non in maniera insidiosa da parte sua. Cioè se quelle telefonate rimanevano registrate presso Io lo l'ufficio. so dire, bisogna... Una domanda a lei, se lo sa. Parli bene al noi microfono. No. Da noi al commissariato no. No. Solo le telefonate sul 113. Perfetto. Vada avanti nella descrizione dei fatti, seguendo l'indicazione che le ha dato il signor Presidente, cioè se possibile rievochi, se poi non si ricorda magari legga, però provi a ricordare prima. No, è questo, mi ha detto questo e voleva, chiedeva l'invio di una mia volante, che poi c'era solo una a Taormina. Cioè, Una sola volante a Taormina c'è? Anzi, quando c'è, è piccolino. Va bene, andiamo avanti? Non è, Sì, sì. E mi diceva di inviare la volante, la Como Taormina 1, per fare accertamenti sulla famiglia. La famiglia di chi? Della Karima. Perfetto. Ma non abbiamo capito, all'1:30 glielo chiede o dopo qualche ora? No, dopo già passò un po' di tempo. Ma Erano all'1:30 passate la chiama, almeno- non abbiamo capito per che cosa. Perché non so, perché poi entrò in sala operativa, poi io ho chiamato l'ispettore Caico, che era il responsabile del commissariato in quel momento, e parlò anche l'ispettore Caico con... Io ho spiegato prima la situazione, io ci ho detto guarda, ho chiamato Coletta a questura, questa dice va bene, ha preso il telefono e ha parlato nuovamente con Colletti. Ma Gli ha quando? detto, spiegandoci sempre questa situazione, al che poi l'ispettore gli ha detto senti, io ci vado, però voglio che mi mandi una richiesta scritta per fare questo accertamento. Cosa che velocemente poi abbiamo dovuto attendere che arrivasse questa richiesta, che è arrivata verso le 2:20, 2:30. Arrivò questa richiesta scritta? Sì, certo. Fino al pervenimento di questa richiesta scritta, si mosse la volante di Taormina verso le Toiani o no? O voi aspettaste l'ordine? Mi aspettavo lì un po', poi è arrivata la richiesta, no, quando è arrivata mi pare. Quindi, che cosa, ora io le domando, che cosa di specifico quindi vi veniva chiesto? No, i documenti, volevano che noi dovevamo inviare i documenti della minore alla questura. La volante del commissariato di Taormina dove doveva andare? Alle Toiani, Presso il domicilio di chi? dei genitori della Karima. Della Karima. Qual era la missione? Cioè che cosa dovevano fare ivi arrivati?
farsi dare e dovevamo mandare, noi dovevamo mandare i documenti della ragazza alla questura. Fu effettivamente inviata la volante presso il domicilio? Sì, anche se è stato minore? difficile a trovarlo, perché Adesso è una arriviamo. situazione un po'... Adesso arriviamo anche a quello, sì. Io non c'ero io comunque, per sentito dire. No, Parli bene al si torna microfono, sempre in abbia tribunale. pazienza, sovrintendente, perché se no non la sentiamo bene. Quindi, arrivata la richiesta scritta da parte della questura di Milano, Di chiedo Milano? scusa, Sì, voi mandate la volante alle Toiane, Sì. la volante di Taormina, Sì. giusto? Esatto. Presso il domicilio di El Maruccarina. sì. Lei sa a che ora, se arrivò intanto, se fu trovata l'abitazione dei genitori? Dopo qualche ora sì, A che ora? ma penso verso le 3, 3 e mezzo, le sole 3 e mezzo, Nella relazione di Anche di servizio più. fatta da perché Carico. era difficile trovare Sì, l'abitazione. nella relazione di servizio. Intanto chi era la componente della volante? Era l'ispettore Caico Giuseppe e Trimarchi Giovanni. Che lei ovviamente conosce bene, immagino, no? Sono suoi colleghi da una vita, penso, no? Uno addirittura da più di 30 anni. Una Può parlare al microfono? Uno da 30 anni e passa. appunto, immaginavo. Ecco, si dà atto che, che la volante è arrivata lì alle 4, ma poi quello lo chiederemo a loro. Senta, lei ricorda il tenore della richiesta che le fu mandata dalla questura di Milano? Ce l'ha? Cosa, sì. Ah, qua è. Sì. Sì, ce l'ho. Sì, a firma del funzionario di turno. La dottoressa? Giorgia Iofrate. Iafrate. Lei le fu mandata ovviamente via fax, no? Sì. Lei è in grado di dire al tribunale a che ora arrivò questo fax? C'è scritto lì? No, perché non è arrivata senza ora. È arrivata? Io non ce l'ho, io la... Viene autorizzato a mostrare il qua non documento c'ho già qua. acquisito Io ce in l'ho qua, atti il ma pubblico Non ministero. c'ho la data. Alle 2:20. Alle 2:20. Sì, ma già ci siamo nei tempi. Perché avevo messo verso le ore, che ora ci ho messo? Verso le ore 2:30. Va bene. Senta, non ho capito bene una cosa però. Il riferimento al presidente egiziano Mubarak, che cosa c'entrava? Cioè, qual era il riferimento? Cosa le disse Colletti con riguardo a questo fatto? E dato che logicamente io non mi ha detto niente del Colletti altro. Cioè, Dato cosa che c'entrava si trattava di una Mubarak? logicamente era un caso politico, penso. Perché lei nella sua relazione scrive che che qui ravviso una discrepanza. Vabbè, ma se la leggessi in aiuto lui alla memoria, benissimo, perché meglio non è ancora, oggetto signor di contestazione la notazione. La legga, se vuole indicargli il passo. Quale passo? Glielo dico subito. Dopo qualche ora si presentava in questura la dottoressa Minetti. Sì, Nicola, così mi da lì- disse cosa? Colletti, che si trovava lì quando eravamo a Teletti. Questo passo lo può leggere. Guardi, dopo qualche ora si presentava in questura la dottoressa Minetti Nicola. Posso leggerlo io, signor Presidente? Qua qua l'ho trovato. Dopo qualche ora si presentava in questura la dottoressa Minetti Nicola, consigliere ministeriale, la quale riferiva al funzionario di turno che era stata inviata presso la questione su disposizione del Consiglio dei Ministri a prendere la minore e il Karima in sua custodia, in quanto nipote del presidente egiziano Mubarak. Benissimo. Quindi il senso è che la Minetti si presentava a prendere Per la conto minore del- in quanto la minore sarebbe stata parente di Mubarak. È corretto? Sì, Sì. Ai genitori della minore le risulta che fu chiesto se erano imparentati con Mubarak? sì, io poi ho chiesto la volante a lei verso alle 4 quando ho ultimato per sapere. Sì, e che le no, ma disse? completa nessuna parentela, poi scappa sempre questa ragazza. Si aspetti però, sì, sicuramente, però andiamo per gradi. Le ho domandato se le risulta, se loro dissero se erano parenti o meno di... Sì, questo è stato chiesto ai parenti. E cosa dissero? Le risulta a lei? No, completamente. Completamente. E lei sa
come si presentava l'abitazione, il contesto socio-familiare della famiglia, cioè se era una bella villa oppure disagiata. Una casa fatiscente. Fatiscente. Poi lui lavora, non lavora, fa il commerciante, non lo so. Senta, È una famiglia. voi avete comunicato gli esiti di questo accertamento alla Questura di Milano? L'ispettore Caico sì, mi pare, per telefono l'ha comunicato. Benissimo. Direttamente loro parlavano tramite poi il telefonino con l'ispettore Colletti Allora, e gli ha comunicato lei ha detto che sono arrivati alle Toianni, in quella contrada che mi sfugge, comunque presso il domicilio sì, dei genitori di Marouk Karima intorno alle 3. c'era il padre e la madre. Io le dico intorno alle 4 perché questo dice la no, relazione di questo è servizio. l'orario. L'hanno chiamati dopo Colletti, quando fu chiamato? Subito, Subito quando? ma dopo quando fino all'intervento, 4:05, 4:10. Perfetto, quindi a fine intervento. Ha chiamato E comunicarono l'esito dell'accertamento? Sì. Ma chi chiamò chi, scusate? Adesso Il glielo tribunale chiediamo. si è perso. No, ha ragione, in realtà l'aveva detto, comunque lo ripeta. Chi chiamò chi vuole sapere? il Ha Presidente? chiamato l'ispettore Caico all'ispettore Colletti. E Esattamente. lei come fa a dirlo, scusi? Come fa a dirlo? me l'ha detto lui poi, per radio me l'ha comunicato. Quindi Caico per Io non c'ero, radio. in sala operativa, mi ha comunicato a me che il servizio era stato ultimato, che non erano parenti e già aveva comunicato alla questura. Parlando con l'ispettore Colletti. Sì, sempre con lui parlavo. E quando Caico le comunica questa cosa? Quando gliela dice questa cosa? Dopo le 4, 4:10. Ma era alle tornato al commissariato? Era già tornato al No, commissariato? no, ancora era fuori, alle Toianni era. Quindi la chiamò sul cellulare o sul telefono? A Via me, sì. no, a me via radio. Ah, ecco, via radio Caico le comunica che ha Che già informato aveva informato Colletti. Colletti. E Se- a me anche per farmelo sapere che in quel momento erano liberi da seguire, se c'era un altro intervento Quindi è sicuro che Caico la informò di avere informato Colletti Sì, e che questo avvenne dopo le 4 del mattino? sì, questo sì. Conferma anche dopo averci sì, riflettuto? conferma. Bene. Senta, poi fu data una comunicazione scritta alla Questura di Milano o no? Questo non glielo so dire. Questo non me lo sa dire. Perché io poi quella mattina io avevo fatto la mia relazione, Certo. poi l'ispettore Caico è entrato verso le 6 e mezza. Lei sa se... E so che scriveva delle cose, ha dovuto scrivere tutto il rapporto. Perfetto, quindi Caico fece una relazione, un rapporto? Sì, certo. Un rapporto. Lei su questa vicenda sa più niente o è finita lì? Cioè il livello di conoscenze che ha di questa questione è finita lì? Sì. Ecco. All'ufficio, al vostro ufficio, commissariato di Taormina, la famiglia di El Marouk Karima era nota? No, Cioè vi Mai risultava sentito. qualcosa? no, io personalmente Non ne sapeva niente? ma completamente no. Completamente. Mi riservo Nemmeno di sapevamo il posto dove abitavo. Era difficoltoso da Molto raggiungere? difficoltoso. Molto Hanno difficoltoso. perso un sacco di tempo per rintracciarlo. Va bene, mi riservo di È concludere. vicino a una specie di fiume, e hanno visto sta palazzina spenta o al buio. Se non parla bene al microfono mi segnalano che non viene registrato a dovere. Se può ripetere? Sì, che questa palazzina si trovava vicino a un torrente dove abitano i genitori della ragazza. Cioè, è stato molto difficoltoso a rintracciare l'abitazione. Prego i difensori per l'esame e il controesame. Nessuna domanda, Presidente. Scusi, mettiamo un attimo a posto gli orari perché ci siamo persi. All'1:30 c'è il primo contatto, Sì. l'ispettore Colletti chiama la centrale operativa e risponde. Parla con me direttamente. E le racconta che c'è questo problema di Sì, lui questa... voleva mandare la volante per fare questo controllo. Logicamente io volevo sapere che cosa. E quindi rimanete racconta. d'accordo così. Lei gli dice, mi mandi la richiesta per iscritto. No, e viene, poi io chiamo l'ispettore Caico, entra in sala operativa e richiama Colletti e si fa spiegare bene la situazione. Quello che aveva riferito a me ha riferito all'ispettore Caico. Questo sempre all'1:30. Sì, già sono le due già sono, quasi le 2.
Che la Ma perché volante c'è un'altra telefonata o rimani in attesa con Letti per parlare la con volante era Caico? fuori, Presidente. No, non Ci è siamo dice, chiesti. era distante 10 minuti, un quarto d'ora, era fuori. Cioè, dovuta rientrare, l'ho fatta rientrare. E quindi L'ho visto. richiama Eh. una seconda volta. Richiamo lui e gli passo l'ispettore Caico. Lo gerente l'ispettore Caico vuole sapere che cosa c'è. E gli dice già al tuo collega gliel'ho detto, e io dice vabbè, ripetelo pure a me. E gli ripete le stesse cose. Ah, va bene, dice noi l'accertamento lo facciamo, però manda la richiesta scritta. Appena c'è la richiesta noi usciamo. Non c'è nulla. Allora, tanto per essere chiari, mostriamo al testimone che probabilmente il documento che gli ha già fatto vedere il pubblico ministero della fogliazione 286-287 sul faldone numero 8/19P del Tribunale. Grazie PM, gentile. Può guardare se quello è il fax che avete ricevuto? Sì. No, identico, il secondo con la ricezione, quello è identico, uno porta la ricezione, cioè il momento dell'invio ricezione, l'altro Sembrano uguali. sono uguali. Solo che qua c'è l'orario. In quello mio non c'è. Sul secondo Ma io foglio, l'avevo segnato però. sul secondo foglio che tiene con la sua mano destra vedrà che in alto c'è l'orario anche lì. Non ho capito, c'è? L'orario. Sì, 2:20. E quello è il fax che ha Sì, ricevuto sì, lei? Sì. Quando riceve il fax, Caico dov'è? È tornato in pattuglia o è No, ancora lì? aspettiamo. Quindi avete aspettato. Sì. Quindi parte, Ma parte subito, appena arriva il appena fax. riceve il fax Sì. parte. Grazie. Grazie. Andando via, scusi gentilmente, mi ridà quei fogli che le abbiamo appena mostrato? Buongiorno. Arrivederci.